Professor Sgarbi, allora questa sera abbiamo parlato della bellezza del territorio di Pederobba, quindi questo territorio è espressione di grandi artisti, lo è stato in passato e lo è ancora qui al maestro, lo scultore Bagliana, scultore dei papi, invece abbiamo parlato dello scultore del legno questa sera. Beh, diciamo che io a un certo punto, dopo una lunga vita, lunga insomma, ancora spero di averne un po', ma in Veneto ho fatto il sovrintendente a Venezia e sono diventato presidente della Fondazione Canova. Questo mi ha portato più vicino, ma poi da lì, ovviamente intorno, oltre ai viventi, sono arrivati da me sindaci, avevano quello di Cavaso, Sartori. Qui, Pederobba, io peraltro devo dire che non lo ricordavo, Giacomo Piazzetta e poi suo figlio. Quindi diciamo che anche in un'area di territorio come questa, in fondo limitata, le personalità sono di primo piano, anche Canova è di primo piano e anche Piazzetta, soprattutto Giambattista. Però lo scultore, che io ho sempre guardato come si può guardare un artista minore, invece abbiamo visto che ha una cultura molto complessa, dialoga con i più importanti scultori del barocco nella seconda metà del Seicento e crea quelle tipologie di Madonna con il bambino, quindi è un artista, certo, dovendo celebrarlo e fare una mostra di lui faremo più fatica che con Canova, però è la testimonianza di presenze interessanti, poi tutte nella scultura in fondo. Lei prima ha detto una cosa che mi ha colpito, un italiano laico può dirsi non cristiano, può non ispirarsi a tutta la bellezza che il cristianesimo ci ha dato nella sua storia? Beh, il più laico di tutti era Benedetto Croce che ha detto non possiamo non dirci cristiani, questo vale anche per l'ateo. Si tende a confondere laico, perché nessuno conosce più l'italiano, come antagonista di cristiano, invece laico è antagonista di clericale, cioè un prete è un testimone della Chiesa come un soldato e il laico è testimone, ma il cristianesimo è sia del prete che del laico, quindi non è una contrapposizione giustificata. E la posizione laicista della Chiesa che contesta Salvini l'uso del crocifisso è ridicola, tanto che fanno cattiva figura perché può anche essere un gesto ingenuo o forse anche strumentale, ma perché un cristiano deve nascondere di essere cristiano? Cioè, che ragione c'è? E agli scultori che sono ancora in vita che cosa diciamo? Che celebrano Dio, i papi, che celebrano... Lui è uno scultore clericale, Ecco. gli piacciono i papi. Ecco, facciamo una foto e io la ringrazio. Sei papi. Benissimo.